Un momento di speranza, un momento che può andare incontro concretamente, non solo con piccoli gesti di carità, ma gesti che sono anche strutturali, per cui un prestito che può risolvere alcuni problemi a livello familiare o chi è entrato nell'usura. A 2 settimane dal Natale plaude il Vescovo all'accordo firmato oggi che vuole essere un sostegno concreto alle persone in difficoltà economica, valorizzare il microcredito e sostenere la lotta all'usura della Fondazione Trovini attraverso il Fondo di Solidarietà. E questo è il duplice fronte che trova l'appoggio di 5 banche di credito cooperativo della provincia di Vicenza. Banca del territorio significa stare in mezzo alla gente. E quando si percorre proprio fisicamente il territorio ci si accorge che alcune fasce, alcuni soggetti attraversano dei momenti di difficoltà. Allora, se è vero che abbiamo questi valori, dobbiamo fermarci e riuscire a far qualcosa, ecco, dare dei prestiti a condizioni assolutamente particolari e aiutare queste persone a ritrovare la strada del corretto rapporto tra il denaro e la propria vita è il nostro impegno.